Pronti? 1, 2, 3. Valida con la velocità da parte di Tiberix, con la rottura di Severino. A largo di tutti c'è Voldemort Null, cerca di andare Numero a sfilare 4, Quincy Frontline, difende per il momento la posizione Tiberix, galoppa Numero anche 3, Virtual Victory, primi 200 metri molto svelti, passati in 14,9 con partenza da fermo. Quincy Frontline passa a condurre nei confronti di Tiberix. In terza posizione è volato Voldemort Null che precede Udette Jet. Quindi ancora il 6 di Vicoletto Breed, quale precede Annie Pan allo scoperto che si trascina Zico. 28,9 per i primi 400 metri di corsa. Sulla curva di destra è in vantaggio Quincy Frontline, si scopre a largo Voldemort Null, in anticipo sulla risalita di Annie Pan e va ad attaccare Quincy Frontline in maniera decisa. 45 primi 6, insiste Voldemort Null che dà il parziale secco a Quincy Frontline, mette 3/4 avanti, sta per arrivare la curva. Quincy Frontline che cerca di difendersi, Voldemort Null che deve tirare su. 58,7 con una frazione in 13,8 e Voldemort Null rimane allo scoperto. Secondo la corda è sempre Tiberix, mentre galoppa anche Vicoletto Breed. Il chilometro passato in 1,13,5, chilometro Breed, siderale scaturito dalla partenza veloce tra Tiberix e Quincy Frontline e poi dall'attacco da parte di Voldemort Null che ha cercato di passare Annie Pan in seconda pariglia. In terza c'è invece Zico, mentre alla corda ci sono Tiberix e Udette Jet. Frazione lentissima davanti alle tribune e ora, finché nessuno farà la prima mossa, i due di testa continueranno ad andare piano. Lungo la curva di destra la mossa sembra essere quella di Zico dalle retrovie. 15,8 per la curva, in vantaggio Quincy Frontline. All'esterno Voldemort Null, Zico che prova a dare il parziale in terza ruota, aggira il gruppo e cerca di portarsi su Quincy Frontline prima che arrivi la curva. Intanto Quincy Frontline ha fatto 14,7 la dritta di là, arriva a tiro Zico, lungo la corda c'è sempre Tiberix, quale precede Udette Jet, attacca Zico, si difende Quincy Frontline che sta facendo una mostruosità, poi Tiberix, ancora Udette Jet, l'ultima curva passata in 15,1 da Zico che attacca Quincy Frontline, poi Tiberix, la retta arriva con Zico che è passato nei confronti di Quincy Frontline, poi Udette Jet che fa l'arrivo per il secondo, Zico che porta a casa la vittoria nei confronti di Udette Jet. Al terzo Quincy Frontline a precedere Tiberix. 29,7 la chiusa, 14,6 2000 metri il successo di Zico e Nando Pisacane che porta a casa l'allievo di Andrea Vitagliano, i colori della scuderia El Ra, dopo la tris di apertura dal Savio. Un buon secondo posto e adesso un'altra vittoria per questo Zico che porta a casa 10 punti per Ferdinando Pisacane. Al secondo Francesco Pettinari che ne porta a casa 5, a precedere Gaetano Di Nardo a 3, Maurizio Cheli a 2 e VP dell'Annunziata al quinto con Annie Pan 1 punto.